è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Queste le parole quindi del leader di Italia Viva, ovvero Matteo Renzi, pochi minuti fa in conferenza stampa, nel quale ha ritirato i propri ministri, ovvero Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, aprendo così di fatto la crisi di governo. Ora Conte, il Premier, dovrà andare alla conta dei parlamentari in Senato per cercare di salvare il governo. Renzi ha detto di una scelta di coraggio e un senso di responsabilità. Lo chiediamo direttamente se ha giocato bene le sue carte o male, non solo a voi telespettatori. 345 99 56 897 in questa puntata di Screenshot, ma anche al gruppo dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia, a cominciare dal capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, ho detto se ha giocato bene o giocato male le sue carte e le chiedo anche se a questo punto esistono alternative a questo tipo di governo. Ma guardi, io la giudico irresponsabile. Poi Renzi è molto bravo a mettere davanti dei pretesti più o meno nobili. Si tratta di una semplice e brutale guerra di potere tra Renzi, Conte, il PD e i 5 Stelle. Ed è davvero folle in questo momento mettere in scena una crisi politica basata sul nulla. L'Italia vive una pandemia terribile, la peggiore di sempre, siamo in piena recessione economica, abbiamo accumulato quasi 180 miliardi di nuovo debito che non sappiamo come faremo a ripagare, abbiamo i 500 e 800 mila disoccupati potenziali il giorno in cui finiranno gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento, ma il governo pensa a litigare per un ministero in più, per una questione personale, per un ricatto, per un narcisismo. È davvero incredibile il modo in cui i problemi dell'Italia vengono messi sotto i piedi da questa maggioranza sciagurata di irresponsabili. Quindi io non so se Renzi ha giocato bene le sue carte, so che le carte di Renzi non sono le carte delle famiglie e delle imprese italiane, dei cittadini che soffrono, delle imprese che chiudono, tutti quelli che stanno aspettando ancora i ristori, i rimborsi e gli indennizzi. Senta, Ciriani, a questo punto voi cosa chiedete? Cosa chiedete voi, Ciriani, a questo punto? Guardi, se un governo non è in grado di governare, se non sa governare e non può governare, l'alternativa in democrazia si chiama elezioni, libere elezioni. Perché insistere col Conte 1, poi il Conte 2, adesso il Conte 3, con l'ennesima maggioranza è accanimento terapeutico a danni degli italiani. In questa crisi ci hanno trascinato loro, in questo burrone siamo precipitati per colpa loro. Noi l'avevamo previsto, avevamo detto che questo è un governo nato solo per la paura del voto, che non teneva insieme, che non aveva nessuna ragione ideale o politica per stare insieme, solo la paura del voto e la paura di perdere il proprio posto in Parlamento. Così è stato, il tempo è stato galantuomo e purtroppo ha confermato le nostre previsioni. Secondo noi una maggioranza risicata che vivrà grazie al tradimento di qualche saltafosso che passa dalla maggioranza all'opposizione e viceversa, di qualche presunto responsabile, è un governo che non può durare e che non è forte, abbastanza forte per affrontare le emergenze drammatiche di questo Paese. Per cui chiediamo, se questo governo non sa e non può governare, che si torni al voto quanto prima e finalmente ci sarà una maggioranza in grado di dare risposte ai cittadini che le stanno attendendo da troppo tempo.
Conte li chiama irresponsabili eventualmente, quelli che dovrebbero salvare questo governo, lei li chiama irresponsabili, ma esistono in Senato, visto che lì si fa la conta vera, Ma guardi, le persone che potrebbero passare da una parte all'altra? Parlo anche in quell'area di moderati, di Forza Italia o qualcun altro, insomma di qualche gruppo misto. Lei ha questa sensazione, visto che vive il Senato 365 giorni all'anno? Ma guardi, io non li chiamo responsabili, li chiamo opportunisti. Purtroppo in Senato di opportunisti non mancano, per motivi molto poco nobili come lei può immaginare. Se si torna al voto con il taglio dei parlamentari, una buona fetta dei parlamentari sa di non poter essere rieletta, quindi farà di tutto per rimanere qua, anche a discapito della dignità politica. Oggi le posso dare questo segnale, secondo me, molto interessante. Girava per i saloni del Senato Scilipoti, che è il simbolo del trasformismo e dei cosiddetti responsabili. Ecco, se Scilipoti è sceso a Roma, evidentemente secondo me non c'è una buona aria. Ma ripeto, se si pensa di poter governare questo Paese con la crisi economica che c'è, con la crisi sanitaria che c'è, con il voto di qualcuno che passa da uno schieramento all'altro, che tradisce il proprio mandato o che non si presenta in aula o che finge di essere ammalato, siamo dei pazzi, sono degli irresponsabili. Solo una maggioranza forte può governare questo Paese. Questa maggioranza forte non c'è, oggi Renzi lo ha certificato, stavano insieme solo per il potere e per il potere si sono alla fine divisi e allontanati. Quindi io credo, e lo dico non a cuor leggero, perché so le difficoltà di un'elezione anticipata in questi momenti, che solo le elezioni possono fare chiarezza, perché gli italiani hanno il diritto di decidere chi li deve governare in questi momenti così difficili e per alcuni aspetti momenti drammatici. Le chiedo l'ultima cosa, uno come Renzi non sarebbe utile alla vostra causa oppure è proprio da dimenticare, assolutamente da scartare? Ma guardi, Renzi ha detto pochi minuti fa che non governerà mai con la destra, ma non c'era bisogno che lo dicesse perché neanche noi abbiamo nessuna intenzione di governare con Renzi, che ha già fatto abbastanza disastri. Vede, quando uno crea una crisi politica partendo da un consenso del 2%, solo per ambizioni personali, per avere un posto in più, salvo poi dire il contrario, ecco, quello è un partner che noi non vogliamo avere. Noi vogliamo creare un'alternativa di governo di destra e di centrodestra e di Renzi francamente non abbiamo alcun bisogno. Grazie Ciriani, lo lascio ai suoi lavori del Senato. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci. Allora, dovremmo avere in collegamento tra pochi secondi Luca Sutto per parlamentare del Movimento 5 Stelle, anche per sentire un po' cosa ne pensano i grillini, proprio, ecco, lo vedo in diretta. Buonasera Sut. Buonasera. Allora, le faccio vedere innanzitutto un servizio che spiega le 3 ragioni velocemente di Renzi, appunto, come mai ha deciso di abbandonare la nave in questo momento. Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri. Questo significa, per essere chiari, che le sollecitazioni, lo scriviamo nella lettera del Presidente Cassese, sulle forme della democrazia parlamentare, sul procedimento legislativo, le mancate convocazioni del preconsiglio, l'abitudine di governare con decreti legge che si trasformano in emendamenti di altri decreti legge, l'utilizzo ridondante delle dirette a reti unificate, l'utilizzo in modo discutibile della delega, dell'autorità delegata ai servizi, all'intelligence, la trasformazione in show del ritorno a casa dei nostri rapiti all'estero, l'assegnazione costante alla stessa figura commissariale di tutti i principali centri di spesa legati alla pandemia e, solo in ordine cronologico, per ultimo, la timidezza con la quale sono state condannate le recenti manifestazioni di Washington e il loro mandante, rappresentano per noi un vulnus alle regole del gioco. Chiediamo di rispettare le forme democratiche. Emblematica è la discussione che si è creata nella legge di bilancio 2021 quando, mentre il Senato votava in 36 ore una legge di bilancio senza poterla modificare,
La Presidenza del Consiglio organizzava in contemporanea una conferenza stampa e non partecipava ai lavori di un testo di legge che poi è stato modificato con decreto legge al pomeriggio. Perché? Perché si era fatto un errore nella procedura. Voi direte che questi argomenti non sono argomenti che interessano i cittadini, è vero. Chi ci segue da casa al 99% considererà questi fatti banali, insignificanti. Sono i cardini della democrazia. Noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show. Il secondo punto riguarda il merito. C'è una drammatica emergenza da affrontare, ma l'emergenza non può essere l'unico elemento che tiene in vita il governo. La democrazia in un reality show, questo ha detto Renzi, cosa ne pensa Sut? Si è fatto troppo reality show in questi mesi, in questi anni? Con Conte? Reality show mi sembra è quello che ha fatto lui oggi con questa conferenza stampa. Diciamo che lui parla di responsabilità, ma l'irresponsabile è lui che crea questa crisi di governo in questo momento in cui il Paese sta cercando di superare questa crisi pandemica, che però è anche una crisi economica molto forte. Siamo in un momento in cui questo governo sta cercando di definire il piano che utilizzerà i soldi del Recovery Fund, che è un piano che è riuscito, soldi che sono riusciti, che siamo riusciti ad ottenere grazie al grande lavoro che ha fatto il nostro Presidente Conte, e lui invece crea questa crisi di governo e non parla che non c'entrano le poltrone, ma secondo me quello che lui sta facendo è solo per ottenere qualcosa in più. Ma il metodo, secondo il mio punto di vista, è completamente sbagliato. Insomma, i cittadini adesso hanno bisogno di risposte. Abbiamo questi soldi, come ho detto, da utilizzare, che serviranno per traghettare il Paese fuori da questa crisi, e non c'è tempo da perdere con questi giochetti, perché a me non hanno mai entusiasmato questi giochi di palazzo. Lui è abituato, si vede, a lavorare in questo modo. Poi ha fatto questa conferenza stampa dove non si è neanche ben capito cosa voglia, perché parla di aver chiuso con questo governo, però lascia una porta aperta. Dice che sono pronti ad ogni scenario anche con questa maggioranza. Adesso staremo a vedere quali saranno i prossimi passi del Presidente Conte, che ancora non mi sembra che si sia espresso. Io sono anch'io come voi in collegamento, insomma, per cercare di capire qualcosa in più. Ecco, appunto, quel qualcosa in più, magari lei vivendo appunto al Parlamento, come dicevo prima a Ciriani, 365 giorni all'anno per rappresentare proprio gli italiani. Lo scenario che si potrebbe aprire comunque, secondo lei, da quello che percepisce, di un Conte Ter, come si è ormai chiamato mediaticamente, oppure di un altro tipo di andare avanti con la stessa maggioranza, oppure di andare a cercare dei responsabili, i cosiddetti responsabili? Quale scenario ci può essere? Allora, premettendo, come forse ho già detto, non mi entusiasmano molto queste cose. Io sono qui per lavorare, così come stiamo facendo con tutti i colleghi. Questo pomeriggio eravamo in aula per la conversione del decreto Natale, che prevede anche una serie di ristori per il settore della ristorazione. Noi come Movimento 5 Stelle non vogliamo assolutamente che si tocchi il nostro Presidente Conte, quindi vogliamo continuare con questo Presidente. Quindi rimane Conte praticamente per voi, quindi Conte deve rimanere, noi, ecco. Conte... non ci sono altri nomi come Franceschini o altri, esatto. Conte deve rimanere. No. Noi non valutiamo altri presidenti. Conte è quello che è riuscito a portare in Italia e a far approvare da tutti gli Stati europei il Recovery Fund, che prevede 209 miliardi per l'Italia, la quota più grande tra tutti gli Stati europei. È un ottimo risultato che adesso dobbiamo, come si dice, portare a terra tutti questi soldi perché vengano utilizzati nel modo migliore. C'è il Consiglio dei Ministri dove i ministri possono discutere, parlare come è venuto, sicuramente con un comportamento però diverso rispetto a quello che hanno tenuto i rappresentanti di Italia Viva. Ci sarà poi un passaggio
al Parlamento, come è giusto che sia, verrà definito nelle prossime settimane, quindi anche i rappresentanti di Italia Viva potranno intervenire lì e dire la loro, come previsto per tutte, democraticamente, come dice Renzi. Quindi quello che vedo io, quello che vorremmo vedere noi del Movimento 5 Stelle è continuare con un governo Conte. Se c'è bisogno di fare alcuni cambiamenti, come anche giusto che sia, insomma, dopo un anno del Conte bis, che si facciano questi cambiamenti, valutiamo che si mettano sul piatto, ma dobbiamo continuare con questa maggioranza per con questa maggioranza. Renzi però è out a questo punto, per voi? Cioè, dopo che ha eliminato le ministre, per voi è out, non riaprirete più una porta con lui? Voi non sareste in grado di riaprire più una porta per lui? No, questo non lo riteniamo, valuteremo, insomma. Lui ha solo detto che ritirerà le ministre, non ha detto che esce dalla maggioranza. Noi con qualche difficoltà, ma come è giusto che sia, perché siamo forze anche diverse, ma questo accade col PD, ci sono delle normali dibattiti all'interno della maggioranza su tutte le cose. Questo ve lo posso confermare anche all'interno della commissione in cui lavoro. Ma come è giusto che sia, come ho detto, come tutte le forze politiche, ma questo tutti questi giochetti che Renzi sta portando avanti non servono nulla per il lavoro che stiamo facendo, servono solo per distrarci dagli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi Renzi ha parlato di ritirare, però lascia la porta aperta, come ho detto prima. E cercheremo di capire cosa vuol dire, perché come ho detto, io stavo seguendo, immagino come voi, la sua conferenza stampa, ma non è stato molto chiaro da questo punto di vista. Ho visto anche delle precisazioni che hanno chiesto anche i giornalisti che erano presenti alla conferenza stampa, ma non ha definito bene cosa vuol dire questo ritiro dei suoi rappresentanti al governo. Come ho detto, staremo a vedremo i prossimi passi che farà il nostro presidente Conte, di cui ci fidiamo, rinnoviamo la fiducia in lui, perché non l'abbiamo mai persa e soprattutto non l'abbiamo mai messa in discussione, quindi stiamo a vedere. Capisco quello che lei ha detto, peraltro è riportato anche sulla Repubblica, parole che sembrano un po' contrastanti, però parole che sembrano insomma cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, in cambio di non si sa che cosa. Conte ha creato un vulnus democratico, dice, qua lo leggiamo sulla Repubblica, non ho pregiudiziali su di lui, ma non c'è solo un nome per Palazzo Chigi, quindi aprirebbe anche un'altra persona, però nello stesso tempo dice che non ha pregiudiziali. Dall'altra parte dice che non chiude un'ipotesi di un patto, però dice mai con la destra populista. Quindi come una specie di un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ecco. Lasciando un po' libero un po' tutto, ma anche voi mi sembrate non tanto convinti, insomma, di scartarlo completamente, ecco. Ma se noi siamo convinti che questa maggioranza possa continuare se andiamo avanti verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso è in discussione il Recovery Fund su come utilizzare questi soldi. Questo deve essere il nostro obiettivo. Noi ci dobbiamo concentrare su questo, non sul fatto che vuole magari qualche altra poltrona all'interno del governo. Sono usciti anche dei nomi in queste ore, ma come al solito, io ripeto, queste cose non mi entusiasmano, sì. Ma faccio anche fatica a parlarne, partecipo anche poco forse a qualche dibattito politico in TV, anche perché appunto per questo motivo, perché io sono stato eletto per lavorare qui, per portare risposte al paese. Ci mancherebbe, se non pensa agli interessi degli italiani e dei friulani in questo caso. Va bene, la ringrazio allora. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Allora, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochi minuti. Ultima parte di Screenshot è dedicata a quanto è successo oggi con l'apertura della crisi del governo dopo la conferenza stampa di Renzi, che ha ritirato, lo ricordiamo, le due ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, e il sottosegretario Ivan Scalfarotto dal governo, e chissà quali scenari adesso si apriranno in piena crisi pandemica. Vi faccio vedere intanto i tanti messaggi che stanno arrivando anche per voi che state utilizzando Facebook e cercate di interagire con la nostra trasmissione, tante persone che si stanno dividendo, e non poteva essere altro, insomma, tra chi si complimenta con Renzi perché
l'ha presa come praticamente uno schiaffo al governo per eliminare il governo, e dall'altra parte invece chi invece ce l'ha appunto con il leader di Italia Viva, che ha creato questa crisi in un momento sconveniente, come dichiara qualcuno. Allora raccogliamo le sensazioni da parte del parlamentare, dell'ex presidente anche della regione, Renzo Tondo, che magari sapendo tantissimo di politica, visto che la milita da anni. Buonasera Tondo. Buonasera a tutti, buonasera. Riesce a dirci un po' se Renzi in questo caso ha fatto bene o male, se ha giocato bene o male le sue carte, visto che sembra quasi un giocatore d'azzardo di questi tempi? Ma certamente lo è. Io ho fatto mettere sul mio profilo con autonomia responsabile l'ultima parte del film. A chi mi chiede com'è andata, cosa succederà, ho messo l'ultima parte del film di Scola, Ci eravamo tanto amati, dove c'è Manfredi che dice boh, e che significa boh? Nel senso che questo boh per noi veramente in questo momento è una risposta, anche per uno come me che sta qui in Parlamento, alla sensazione che Renzi trasmette, cioè che cosa vuol fare? Se va a elezioni credo che sia un danno per il Paese in questo momento. Certo, questo governo non piace a molti, ma le elezioni credo in questo momento sarebbero negative, vissute negativamente. Quindi non capisco, e soprattutto lui, nel momento in cui si stacca dal centro-sinistra, con questa legge elettorale cosa fa? Si candida solo nei collegi, solo nel proporzionale senza collegi? Mi pare una mossa suicida, a meno che, essendo un gioco d'azzardo, come dicevate voi poc'anzi, non abbia qualche ulteriore sorpresa in tasca, che però io, per quanto abbia, come vedete, i capelli ormai bianchi, non riesco a trovare, non riesco a individuare. Non capisco questa sua mossa e mi auguro che da questo scaturisca, l'avevo detto ancora prima che ci fosse crisi di governo, scaturisca un governo nuovo di tutti, perché in questo momento c'è bisogno di coesione e unità nazionale. Non oso sperare che Draghi si metta in gioco, ma in questo momento sarebbe opportuno davvero un grande che prenda in mano la situazione, che metta a tacere un po' tutte le varie personalità e ci guidi almeno per quello che rimane di questa legislatura, o almeno fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, attraverso un momento di buon senso e di operatività senza scontri che invece vediamo. Mi pare quindi di capire, Tondo, che non il governo di un governo Conte, Movimento 5 Stelle e PD con qualche frangia di responsabile, ma lei faccia appello a un governo nuovo, magari con la responsabilità da parte di tutti, però tutti completamente. Allora, premesso che dal punto di vista personale, ma questo conta niente, evidentemente non sono felice che la legislatura cada, no? Sarebbe ipocrita negare il contrario. Però è chiaro che questo governo è inadeguato, ha fatto del lockdown una religione, quando invece c'è la necessità di cominciare a ragionare anche sul dopo lockdown, invece qui spostiamo ogni volta l'asticella avanti. Oggi abbiamo portato in Parlamento, hanno portato il decreto per cui l'emergenza dura fino a aprile, poi aprile sarà fino a maggio sarà fino a giugno. Dobbiamo pensare che con il Covid ormai dobbiamo convivere, e quindi pensare di vivere col Covid, di lavorare col Covid, di studiare col Covid, di andare a scuola col Covid, di produrre col Covid, di condurre una vita normale compatibilmente con la presenza del Covid. Chiudere tutto ci fa morire fra poco, perché nessun paese vive di cassa integrazione, nessun paese vive di assistenza continua, nessun paese vive con il blocco dei licenziamenti. E in questo senso Renzi ha ragione, però non capisco quale propone un'alternativa. Io personalmente, ripeto, lei ha visto giusto, immaginerei positivamente un governo di Draghi o di una personalità alta, con dentro un po' tutti, che facciano un patto, un armistizio per un periodo di tempo che ci accompagna da qui almeno alla fine della crisi, che prima o poi ci sarà, perché con i vaccini almeno la crisi sanitaria prima o poi finisce. Quella economica non lo so. Ipotesi peraltro quella di Draghi dei giorni scorsi, però che non è venuta fuori appunto negli ultimissimi giorni o nelle ultimissime ore, quanto invece l'appoggio di Mastella, che sembra quasi un karma magari per il Movimento 5 Stelle, che deve appoggiarsi a un uomo della Prima o della Seconda Repubblica. Sì, questa è la legge del contrappasso, no? Mastella è il più grande interprete
dei giochi di palazzo della Prima Repubblica. Oggi che si appoggiano a Mastella e che Beppe Grillo, non Di Maio o un ministro o Patuanelli eccetera, Beppe Grillo dichiari ci vuole un accordo tra tutti i partiti, quando fino all'altro giorno diceva che bisognava aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, dimostra cosa valgono questi personaggi e dimostra quanto sbaglio abbiano commesso gli italiani a dare ai 5 Stelle il primato del primo partito in Parlamento. Va bene, grazie a Tondo, buona serata, le auguro buona serata, grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Volevo, se mi è consentito, fare un passaggio sì, che c'entra poco con questo, ma 90 anni fa moriva Bonaldo Stringer. Sì. Bonaldo Stringer era friulano, ovviamente, nato a Udine, e a lui sono intitolate molte scuole, tra cui anche quella di Udine, e forse pochi sanno, o comunque non tutti, che Bonaldo Stringer è stato il primo presidente della Banca d'Italia. Ecco, io credo che bisognerebbe cogliere l'occasione per ricordare anche voi nella vostra televisione questo grande friulano, certo, ha fatto perché bene a abbiamo ricordarlo. un uomo di grande profilo che merita di essere citato. Tutto qui. Magari anche i suoi esempi ci possono essere utili in questo momento. Direi proprio di sì. Era un uomo di buon senso che aveva coniugato il solidarismo cattolico con l'umanitarismo socialista e proponeva un modello di finanza non fine a se stessa, ma una finanza di credito popolare. Ecco, questo è stato un friulano. Penso che bisognerebbe dargli un po' di spazio di più e far conoscere di più l'opera di questo grande uomo. Grazie a Tondo anche per questo ricordo che ci ha fatto in diretta. Grazie a voi e buona serata. Stiamo all'attesa di vedere che cosa succede nei prossimi giorni. Esatto. Arrivederci. Ci risentiremo sicuramente. Grazie. E noi invece, cari telespettatori, ci vediamo domani, sempre solita ora 19:45, 20:15, sempre con Screenshot. Buona serata a tutti.